Se siete amanti dello street food, allora dovete assaggiare queste. Croccanti fuori, morbidissime dentro. Oggi vi porto a Palermo con le regine indiscusse della friggitoria. Le panelle palermitane. Per la preparazione farò uso del mio grande alleato, ovvero del Kenwood Cooking Chef. Ma adesso voi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a prepararle. All'interno del boccale inseriamo 500 g di farina di ceci. Insieme a un cucchiaino e mezzo di sale. Un po' di pepe e poi se volete potete aggiungere anche un po' di prezzemolo fresco, ma è facoltativo. Ora inseriamo la frusta nel nostro Cooking Chef e avviamo la miscelazione. Ricordatevi di inserire il paraschizzi. Una volta terminato di miscelare, dobbiamo inserire poco alla volta l'acqua. Per 500 g di farina di ceci ci occorreranno 1,5 litri di acqua. Mi raccomando, l'acqua va inserita poco alla volta, in modo che non si creano grumi. Ora togliamo la frusta e inseriamo il gancio gommato. E adesso avviamo la cottura per circa 30-40 minuti. A fuoco leggero. Da questo minuto in poi è importante non smettere mai di mescolare fino al termine della cottura. Ed è proprio per questo motivo che ho scelto di utilizzare il Cooking Chef. Così per tutta la durata della cottura, che ci vorranno, vi ricordo, dai 30 ai 40 minuti, ci penserà lui a mescolare. Anche perché nella parte finale della cottura, quando inizierà il composto a diventare più sodo, sarà parecchio faticoso mescolare. Nel frattempo ne approfitto per ricordarvi della promozione del Kenwood Cooking Chef. Acquistandolo con il mio codice pronto e servito avete diritto a ricevere, oltre alla macchina, ben 3 accessori gratis, dal valore di circa 500 euro. Quindi, se siete interessati, questa è l'occasione giusta per acquistarlo. Una volta terminata la cottura trasferiamo il composto all'interno di una teglia o di uno stampo come questi rivestito da carta forno. Lo compattiamo e lo livelliamo. E ora non ci resta che lasciare raffreddare il nostro panetto a temperatura ambiente. Mi raccomando, non va riposto in frigo, altrimenti si bagnerà. E poi le nostre panelle si apriranno in cottura. Quindi lasciatelo raffreddare completamente a temperatura ambiente, dopodiché togliamo la carta forno. Quando il nostro panetto si sarà completamente raffreddato, allora siamo pronti per tagliare le nostre panelle. Ci ricaviamo dei grossi rettangoli dal nostro panetto e poi li tagliamo a fette di circa mezzo centimetro. Ora lasciamo le nostre panelle appena tagliate riposare ancora a temperatura ambiente per circa 15-20 minuti. Dopodiché saranno pronte per essere fritte. E a questo punto le friggiamo in abbondante olio di semi. L'olio dovrà raggiungere la temperatura di circa 160-170 gradi. Li facciamo cuocere qualche minuto, giusto il tempo che raggiungano la giusta doratura. Dopodiché li trasferiremo in un contenitore con della carta assorbente. E a questo punto con queste belle profumate panelle non ci resta che farcire i nostri panini. A piacere potete aggiungere ancora un po' di sale, un po' di pepe e c'è chi aggiunge anche qualche goccia di succo di limone. E adesso le nostre panelle sono pronte per essere gustate. Pronto e servito. Pronto e servito.